Infatti vieni persone che Chiedo scusa ai relatori se darò per qualche istante le spalle, ma proprio anche per ragioni di riprese televisive e per cercare naturalmente di salutare una platea così numerosa, questa naturalmente è la posizione migliore. Intanto posso dire sicuramente oggi, io sono Marco Lanza, mi presento, per me è il piacere appunto e l'onore di condurre questa conferenza stampa. Stavo dicendo, oggi è il caso veramente di dire amici sportivi, perché le ragioni che ci portano naturalmente qui sono dettate dal cuore, dalla passione che abbiamo per il calcio a 11, per il calcio a 5, per il calcio femminile, in particolare per parecchie ragioni che tra poco vi presenterò. Mi devo tra l'altro scusare a nome anche degli organizzatori, abbiamo atteso naturalmente qualche minuto in più per ragioni di imbarco, però io credo che lo scenario ne è valso veramente la pena e allora noi ci facciamo e facciamo a chi ci ospita un grande applauso. Grazie. Io cercherò naturalmente anche di velocizzare quelli che sono gli aspetti di questa conferenza stampa, anche perché i relatori ci conosciamo un po' tutti, sappiamo che potremmo naturalmente parlare di sport perché il cuore che ci spinge, potremmo parlare per ore e ore e raccontare magari anche esperienze o comunque dettare quelli che sono dei concetti guida interessanti. Però quei concetti guida devono essere naturalmente all'inizio toccati in maniera fondamentale, ad iniziare da quello che è il blasone del secondo torneo femminile. La conferenza stampa, il trofeo Legea, è organizzato dall'associazione Calcio in Crociera. Io vi faccio una promessa, non sono uno di quei presentatori che chiede tanti applausi, però anche in questo caso all'inizio, all'organizzazione, all'associazione Calcio in Crociera, facciamo veramente un grande applauso per quello che sono riusciti ad organizzare e per quello che faranno in particolare per il futuro. Il torneo ben lo conoscete, oggi comunque andremo a presentarlo in maniera ulteriore, si terrà a bordo della MSC Fantasia, le date dal 6 al 13 di giugno del 2010. Vi posso già dare in anteprima quello che sarà l'itinerario della nave: Genova, Napoli, Palermo, Tunisi, Palma di Mallorca, Barcellona, Marsiglia e poi il rientro a Genova. Per quello che riguarda invece questa speciale location, noi siamo a bordo di MSC Magnifica, che è l'ultima ammiraglia della MSC Crociere, è stata inaugurata proprio lo scorso marzo. Tra l'altro tra qualche istante negli schermi scorreranno anche le immagini di quelle che sono le particolarità di questa nave, ma poi io credo ci limiteremo anche con le immagini perché avremo il piacere dopo il pranzo di poter visitare anche la nave, quindi questo è un aspetto veramente fondamentale. Io vorrei comunque già subito intanto ritornare a questo successo che continua, perché io ho avuto occasione di parlare di calcio in crociera con Federico Biondo, che è l'addetto stampa, circa 3 anni fa, in relazione anche a quelle che erano un po' alcune partite importanti della nazionale. Si diceva che una volta il calcio nelle navi ci collegava alle immagini di Cile del 62, quando la nostra nazionale partì per andare appunto in Cile, e quelle immagini, quelle foto del tempo ci ricordano di tanti palloni che finirono in mare, cioè partirono probabilmente con 100 palloni e tornarono con una decina, poi qualcuno del tempo, e sono anche gli unici in Italia ad ottenere questi grandi risultati. Vi presento anche quelli che sono i relatori, ai quali io cederò subito naturalmente il microfono. Si tratta, e qui naturalmente torniamo all'aspetto di prima, il grande applauso lo facciamo collettivo, Andrea Segato, organizzatore del torneo e presidente dell'associazione Calcio in Crociera, Giuseppe Ruzza della Federazione Italiana Settore Giovanile e Scolastico, coordinatore regionale e non solo, anche componente di punta, uno dei più importanti, se non il più importante, del CONI, ecco sta dicendo Ruzza, Marco non esagerare, del CONI naturalmente, e quindi grandi complimenti. Daniele Stivalla, assessore Regione Veneto, grande simpatizzante e amico naturalmente di questa crociera e di questo sport in crociera, perché è stato presente sin dalla prima edizione.
Raffaele Speranzon, assessore allo sport della provincia di Venezia, e non solo, sport, cultura, politiche giovanili e spettacolo. Buongiorno naturalmente anche a Raffaele Speranzon. Renato Longega, allenatore del calcio femminile Barbolino Verona, squadra che del campionato di serie da diciamo a 11 femminile rappresenta la vice campione d'Italia, perché è arrivata seconda, 53 punti, solamente alle spalle della Torres, campione d'Italia. Quindi complimenti mister. Io cedo subito il microfono all'organizzatore del torneo e presidente dell'associazione Calcio in Crociera, Andrea Segato. Sì, buongiorno a tutti e vi ringrazio di aver aderito al nostro invito in modo così numeroso. Intanto ringrazio i nostri ospiti, gli addetti ai lavori, per essere presenti a questa conferenza stampa. Consentitemi però di fare un ringraziamento particolare a tutte le ragazze che hanno aderito a questa manifestazione, in quanto ci hanno creduto, si sono interessate, hanno aderito in modo numeroso ed è grazie a loro che questa manifestazione avrà la seconda edizione quest'anno. Pertanto un ringraziamento particolare lo voglio rivolgere a tutte le nostre ragazze. Stiamo parlando di calcio femminile. Calcio femminile che non ha i giusti meriti secondo me, perché è un fenomeno in piena crescita, un fenomeno in piena espansione, ci sono un sacco di squadre che aumentano di anno in anno, le calciatrici lo stesso, però mi sembra siamo un po' limitati nel parlarne, ed è per questo che Calcio in Crociera lo scorso anno ha fatto questo pensiero e questa dedica al calcio femminile, preparando un torneo ad hoc rivolto alle calciatrici, dando spazio anche a loro, dando immagini e valorizzandole per quello che sono. Siamo partiti lo scorso anno con MSC Armonia, con la prima edizione del calcio femminile, con una madrina d'eccezione che era la signora Katia Rizzarelli, e diciamo che le ragazze hanno aderito in un modo entusiasmante, hanno fatto una settimana fantastica, hanno gioito, pianto, festeggiato, si sono divertite e veramente meritano di avere una seconda edizione che abbiamo programmato quest'anno per il 6 di giugno a bordo di MSC Fantasia. Non è per niente denominata la nave più bella del mondo, pertanto l'abbinamento al calcio femminile ci sta perfettamente, organizzando un evento veramente particolare. Il torneo si svolgerà durante la navigazione della nave, pertanto daremo la possibilità a tutti i nostri ospiti di visitare le varie località turistiche, i vari porti, in modo che potranno fare le loro escursioni tranquillamente. Pertanto la manifestazione si svolgerà mentre la nave sarà itinerante, senza nulla togliere a nessuno. Avremo 8 splendide squadre provenienti da tutta Italia e dal punto di vista agonistico sportivo ci siamo sotto tutti gli effetti. Abbiamo puntato però anche in qualcosa di artistico-culturale. Alla manifestazione, che avrà come madrina la cantante Dolce Nera, che di sicuro piacerà al target delle ragazze che abbiamo al seguito e ci farà emozionare con le proprie canzoni tutta la settimana.